Buona serata a tutti dalla redazione di Roma su Media Sport TV Europe. Il campionato d'eccellenza è entrato ormai nel vivo della stagione, con il Carbonia sempre protagonista del campionato. La capolista ha infatti piegato questo pomeriggio allo stadio Zoboli la Ferrini Cagliari, squadra quadrata e allenata dal bravo mister Sebastiano Pinna, che ha dato filo da torcere alla squadra bianco-blu di Andrea Marongiu, che pur non disputando una gara ad altissimo livello è riuscita comunque, con esperienza e sagacia, ad ottenere la vittoria di misura per 1-0 grazie alla rete realizzata al 15° minuto del primo tempo dall'esperto attaccante Figos, che ha messo dentro in spaccata sul secondo palo, regalando 3 punti preziosissimi al club minerario. Grazie a questo successo incrementa così il vantaggio sul Castiadas, secondo in classifica, quest'oggi sconfitto a sua volta in casa ad opera dell'Atletico Uri col punteggio finale di 2-1. Analizzando la parte alta della classifica, dopo 22 giornate di campionato, troviamo quindi il Carbonia in testa con 51 punti, davanti al Castiadas con 47 punti, terzo posto per l'Ossese a quota 41, poi al quarto troviamo la Nuorese con 40 punti e quinto l'Atletico Uri con 39 punti. I minerari sono attesi ora alla sfida infrasettimanale per gli ottavi di Coppa Italia nazionale qui a Roma contro il Real Monterotondo, squadra temibile e compatta, vincitrice della Coppa Italia del Lazio. La gara di ritorno, ricordiamo, si giocherà in Sardegna nella città mineraria il 4 marzo, mentre in campionato il Carbonia affronterà rispettivamente l'Atletico Uri in trasferta e il Bosa allo Zoboli per un tour de force avvincente in entrambe le competizioni. Grazie a tutti per la cortese attenzione, ricordando l'appuntamento mercoledì 26 febbraio alle ore 15 per lo speciale Real Monterotondo Carbonia 1939 con servizi in diretta a cura di Renato Scanu su Media Sport TV in collaborazione con Radio Luna Carbonia. Conduce in studio Ugo Bulgarelli. Da Roma è tutto, ringraziandovi per la cortese attenzione. Da Renato Scanu a tutti voi la più cordiale buona serata. Linea che può tornare ora alla regia.